Allora, buon pomeriggio a tutti quelli che mi seguono abitualmente su TikTok e buon pomeriggio anche coloro che mi seguono da YouTube, perché trasmettiamo in contemporaneamente con TikTok e su YouTube. Andiamo a salutare il primo commento dell'amica Giulia da Fragola, che dice: buon pomeriggio Cleo, ieri non c'eri, no. Ieri sono stato impegnato lavorativamente, quindi non ho potuto essere in live, ok? Come io dico sempre, non sempre sono in live, ma faccio il possibile. Grazie Giulia, sempre in sintonia con la mia mente. Allora, per poter parlare e comunicare con me, il numero è sempre lo stesso. Ciao Roxy, buon pomeriggio anche a te, eh? Pronto? Ciao. Pietro, sto in live adesso, Pietro. Mi devi chiamare ogni lunedì come promesso, Pietro. Ok? Va benissimo. Ciao. Ok, grazie. Ciao. Ringraziamo l'amico Pietro che ha chiamato nel momento sbagliato. Salutiamo l'amico Francesco. Ciao Francesco, ci hai detto Ciccio, ciao. Allora, il numero di telefono è sempre lo stesso, è 345 630 8172 per comunicare con il sottoscritto in questa live. In questa live non si paga niente, tutto nel modo gratuito, non dovete fare alcuna donazione, niente, però vi chiedo gentilmente ed esclusivamente solo di fare tap sul monitor per aumentare il numerino dei like quando più è possibile e condividere questa live con i vostri amici. E se potete, voi che ancora non dovete mettere il seguo, mettete il seguo, così vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live. Buongiorno. Allora, mi chiamo Samantha. Prego. E volevo chiederti un'altra persona che si chiama Fabio. Sì. Ed è la tua prima volta. E io sono nata l'8 maggio del 1999. Sì. Volevo capire se stava per me. Vediamo subito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Un attimo in linea.
Allora, Samantha, la parola sentimenti è una parola che vale migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di euro. Veramente, poi gli uomini Se- che capiscono bravi. Se no noi uomini, perché voi donne un quadro di valore lo vedete in un modo, noi uomini lo vediamo in un altro. Chiaro? Mhm. Perché noi prima di guardare e dare un valore a quel quadro andiamo a guardare se ci sono delle sfumature che non vanno, mentre voi donne è tutto bello quello che vedete. Siamo più romantiche. Allora, questa persona a modo suo ci tiene a te, devo essere sincero, ci tiene a te, perché mi esce la carta che me lo dice. La carta della coppia col sole uscente sta a indicare appunto amore. È chiaro? Quindi ci tiene a te a modo suo, è felice accanto a te, ma c'è qualcuna che cerca di mettere i bastoni tra le ruote e cerca di ostacolare questo rapporto che è un po' ballerino. Ci sono alti e bassi e via via via. Posso chiederti magari se freme per la situazione che ho io, perché non è una persona femminile ma è maschile, io sono, diciamo, occupata. Come no? Può essere anche quello, come no? Può essere anche quello, perché io noto quello che appena ti ho detto e lui lo vedo come una persona in bilico, una persona che è insicura, capito? Come se qualcosa lo blocca e lo tiene ogni volta, ogni tanto, in bilico Comunque ci tiene su questo precipizio. Come? ci tiene, ma evidentemente No, no, ci tiene, ti ripeto, ci tiene a te, ma è una persona che guarda un po' più in là del rapporto, guarda anche nel futuro. Quindi sarà difficile, non so cosa fare, va bene così. Ti trovi? Sì, no, mi trovo sì, sta bene con me, siamo molto amici, abbiamo un bellissimo carattere, tutto, cioè, andiamo d'accordo, c'è un buon feeling anche a parlare, sì. Solo che siamo uguali, siamo diversi nella stessa maniera. Sì. Quindi... E quindi questo quadro va guardato da lontano e non troppo da vicino. Quindi non vedi una prospettiva di un futuro assieme? No. No. Assolutamente no. Vedi che poi questo quadro non va guardato troppo da vicino perché cominciano ad uscire i difetti fuori? È vero. È verissimo. Ti ringrazio tanto. Un bacio, ciao. Grazie, un bacio. Ecco la chiarezza, vedete? Io le cose le spiego a modo mio, piano piano vi ci porto da vicino a guardare le cose in profondità. Pronto? Buonasera, sono Rita. Buonasera Rita, dimmi. Allora, io vorrei sapere di una persona che ho conosciuto da un mesetto e vorrei sapere come la vedi verso di me. Io sono un leone, 40 anni, lei 47, scusa. Sì. Lui? E lui è bilancia, 41. Quasi. Ok, 1, 2 o 3, cosa mi scegli? 3. Il numero 3. Un attimo in linea.
Allora, Rita, mi senti? È un cacciatore di taglia. Capito cosa intendo? È una persona che non sei mica la prima, ma non sarai nemmeno l'ultima. Quindi è una persona che mangia pane e capisce a me, per non essere volgare. E quindi... Ma lui non sembra così. No? È gay? No, che c'entra? No, scusa. Mi senti? Sì, ti sento. Dico, per come si comporta non sembra così. Ma è chiaro, io per portare a letto una donna cerco di essere dolcissimo, cerco di usare la dolcezza al massimo, cerco di dimostrare quello che non sono, perché è la scuola del possessore ad insegnarmelo. Io ti dico ciò che questa persona è quello che poi ti troverai ad affrontare. Poi lascia perdere i miei consigli, prendi i tuoi. Disse un amico mio, mi voleva dare per forza dei consigli, io gli dissi grazie, so sbagliare da me. Capito? Allora io ti dico, questa persona, per carità, non ti sto a dire che è cattivo, è dolcissimo, è una persona speciale, è una persona che ti sta facendo vedere la luna nel pozzo, come si usa dire da noi. È chiaro, perché è l'inizio e quindi cerca di sparare tutte le sue botte possibili. Però io ti sto a dire di fare attenzione a quello che poi uscirà fuori. Ma lui è un donnaiolo, praticamente uno che va con tante donne, che ha altre donne? Ha avuto, ti ho detto. Ha avuto in passato? Sì, ti sto a dire, non sei la prima, non sarai nemmeno l'ultima. Ah, vabbè, quello me l'ha detto. E allora che vuoi? Tu mi dici non è così, che vuoi? Che ti devo dire, bugie? No, nel senso, a livello, nel senso me l'ha detto che ha avuto le sue esperienze, ci mancherebbe altro. È un uomo di 41 anni, è separato, figurati. Sì. Io con me volevo sapere com'era, tu mi stai dicendo di stare attenta. Allora ti sto a dire, mo te lo dico chiaro e tondo, se tu speri di convivere con questa persona, di vivere insieme, dimenticalo. Non esiste, non per cielo e non per terra. Ma lui invece mi parla di una convivenza, questa è la spaventa. Auguri, auguri, auguri. No, non mi stai capendo. Auguri. Voglio capire cosa mi dici tu, perché lui parla proprio di questo, a me questa cosa fa paura. Non ho che dirti. Non devo credere a quello che mi dice. Più giorni passano e più sono convinto che voi donne siete una massa di stupide. No, io ho paura di questa cosa. Io ti sto a dire ciò che ti succederà a te. Poi ti ricorderai di me, Cleo me lo disse. Ho capito. Capito? Ti terrò aggiornato. Auguroni. Grazie. Ciao bella, ciao, ciao.
Grazie, Rosse. Pronto? Buonasera a lei. Potresti dire qualcosa riguardo mio marito? Come no? Mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io 44 di pesci, lui 43 di toro. Qual è la domanda che fai alle carte? Se prosegue oppure se sta facendo, diciamo, finta di come si sta comportando oppure no. Ma state insieme, voglio dire? Sì. Ok. Da quanti anni si? 24 anni. Da quanti anni sposati? 24. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Un attimo. Allora, ci sono stati tanti sbagli, alcuni perdonati anche, per quiete vivere, per tenere la famiglia unita e così via. Aspetta maestro, aspetta un attimo. Sì, dimmi tutto maestro, dimmi tutto. Ho detto, Pronto? sì, mi senti? Sì, adesso sì. Ci sono stati diversi sbagli entrambi, alcuni perdonati. Ma da parte mia? Per... Perdonato lui. Sì, ti sto a dire quello, ti sto a dire... No, perché non avevo capito, mi scusi. Allora, Mi senti? ti sento però, se mi interrompi ogni talvolta, io non sarò più nel filone, perché i miei consulti, attenzione un attimo, voglio specificare, i miei consulti sono altamente professionali e al contatto col mio spirito guida. Se tu mi interrompi ogni tanto, perdo quel contatto e io non posso più andare avanti nel dirti le cose. Ok? Sì. Allora, stai zitta, perché chi deve indovinare sono io e non tu, e parlerai l'ultimo se tutto quello che ti ho detto è verità. Se non è verità, devi dire: maestro Cleo, lei è un truffatore. Allora, in questo rapporto sono successe tanti di quei problemi, tanti di quelle situazioni che hai perdonato per quiete vivere e per tenere la famiglia in unione unita. Perché io vedo in questo rapporto un po' di falsità e un po' di bugie da parte del tuo compagno, del tuo marito, chiunque essi sia. Perché c'è stato un periodo dove tu ti sei sentita preso per i fondelli e dove vedevi e hai visto tuo marito cambiare giorno per giorno. Lui ha mantenuto questo suo modo di vivere per un po', quando ha visto che tu effettivamente facevi sul serio e gli hai posto delle condizioni, e via via lui è rientrato in se stesso. Però adesso,
tu ti ritrovi un marito come se non stesse a casa, un marito tanto per. Tu adesso vuoi sapere da me se rientrerà la normalità. Io ti dico che la normalità in questa persona difficilmente che avverrà, perché una persona che non sa in questo momento, non sa nemmeno lui cosa vuole dalla vita, non sa nemmeno lui cosa cerca e vede in te quel nemico che gli ha spezzato il cammino, per intenderci a modo mio te lo dico. Questo io avverto e questo ti ho detto. Ora puoi parlare. Sì, è vero, io avverto anche io questa sensazione. Altre volte lo stesso mi hai detto di tante bugie e io adesso sto circa 2 anni, quasi. Diciamo, in questo ultimo periodo ho fatto veramente sul serio, che cercavo una cosa di cui lui però non mi ha dato dimostrazione e io sto sempre con l'ansia che tutto quello che fa è falso e credo anche io che gli abbia spezzato qualcosa che lui aveva intrapreso con quest'altra donna, forse l'amava, però non ha avuto mai il coraggio né di ammetterlo e né di andarsene. Quindi stai a dire le stesse cose che ti ho detto io. Sì, questo sì. Perfetto. Perciò ti ho chiesto un consiglio, perché altre volte me l'hai dato perfettamente. Ma vedi, il consiglio, gioia mia, io a volte cerco di dare alcuni consigli. Sembra che io stia qui per cercare persone. No, su questo no. Allora, assolutamente no. ringraziando il Dio, ho 44 anni di attività, quindi so sempre quello che dico. Quindi il consiglio che io posso darti a te è quello che ho sempre detto a te e tanti altri. La prima cosa è guardarsi dentro e capire se ci tiene ancora a questa persona. Se ci tiene ancora. Io non ti nego che io ci tengo perché ho fatto, diciamo, perché credo, forse, adesso non so più, vacillo nel matrimonio. Quindi ho voluto tentare di tenere stretta qualcosa che è spartito, giusto? Però poi sono successi altri episodi di cui lui non ha mai preso le mie difese e di cui non mi ha portato quello che io cercavo. Ti ripeto. E quindi adesso mi ritrovo con un uomo che da un lato ha fatto quel che ha fatto e io ho tutte le prove, anche se lui ancora tuttora oggi mi nega. Da un'altra parte un altro uomo cambiato, però come si sforzasse a fare determinate cose, perché io lo sento. È ancora peggio. Perciò ti dico, guardare dentro di te che cosa senti ancora per questa persona. Non lo so, ti direi una bugia. E allora, una volta che hai guardato dentro di te, quello che dico sempre agli altri, capirai cosa vuoi. Se tu ci tieni ancora a questa persona, allora mi puoi sempre richiamare nel privato, di dire: Cleo, cosa si può fare per mettermi a posto questa situazione? E io sarei in grado di risponderti in che modo e come fare. Ma sempre se ci tiene ancora questa persona. Se invece a questa persona tu non ci tieni più, allora a quel punto che ci stai a fare? Maestro, io ci tengo, però il problema è che io non vorrei una farsa da parte di lui, cioè cammino sempre con le mani avanti per non farmi male più, perché sono stati 2 anni tosti. Allora, ti posso dire una cosa. Tu sai di te, sai i tuoi problemi, ma non sai gli altri problemi delle altre persone.
io ti posso garantire che non sei l'unica ad avere questo tipo di problemi. A volte uno rimane indietro col tempo e sembra che tutto quello che succede siano novità per noi, ma io ti posso dire che l'ho detto varie volte, anzi chiedo scusa alle tante donne, perché io sono convinto che esistono le donne ed esiste la femmina. Per me la femmina è quella lì con le palle, le donne sono quelle lì qua. Nel senso, con l'era dei social network, farti le corna, detto volgarmente, ci vogliono 10 minuti. Certo. Penso che ti ho detto un po'. E allora, l'uomo, io sono un uomo anch'io, non è che sono un santo, attenzione, però ci sono alcuni uomini, o meglio dire la maggioranza, che sono malati. Io definisco uomini malati, in guai a famiglie, e uomini che ce l'hanno nel DNA. Quindi io maestro, quando me ne sono accorta sono vacillata anche sul fatto che non sapevo chi mi fossi io sposata, chi fosse la sua famiglia, perché mi hanno sempre dato torto qualsiasi passo abbia fatto. Vabbè, ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Però non credo che tra uno sbaglio che io ti mostro le prove e che ti cerco aiuto, tu mi vieni a dire... Ma tu se lo prendi, se tu lo acchiappi quando sta a fare i fatti suoi, stavano giocando, no, stava facendo delle prove per vedere se c'entrava il buco. Io ho delle foto, messaggi, registrazione e dice che non è vero che sono fatto. Ma perciò te l'ho detto prima come stavano le cose senza farti parlare. Ti ho dato il consiglio, valuti tu, va bene? Va bene, grazie maestro. Un bacio. Di niente, arrivederci. Ciao maestro. Salutiamo l'amico Sergio Zaccariello. Ciao Sergio, buon pomeriggio carissimo, sempre alla grande professionalità. Grazie Sergio e ti auguro una buona giornata. Pronto? Pronto maestro Cleo? Sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Maestro, buon pomeriggio. Non so se vi ricordate, vi ho chiamato circa 4-5 giorni, una settimana fa, quando vi ho detto che avevo presentato quell'istanza di scarcerazione. Sì. E così è stato, come avete detto voi. Lo devo chiamare in live e lo devo chiamare a tutti che numero uno. Grazie. E mica che sto qui a vedere i carciofi. La prima è andata come avete detto voi, me l'ha rigettata subito, però l'ho presentata la seconda e mi è scarcerata. Auguri a te e tutti i detenuti del mondo. Grazie, vi volevo chiedere solo un'altra cosa. Prego. Perché io ho un altro procedimento sempre così, vi volevo chiedere, io domani ho un'altra istanza per l'affidamento al lavoro, sì. Vorrei sapere se viene accettata. Vediamo subito. 15893. Perfetto, 1, 2, 3, scegli. 3. Un attimo solo.
C'è buona possibilità che possa succedere, te lo posso garantire. Quindi sì che no. Sì. È una cosa che devono, cioè l'affidamento sul lavoro è qualcosa che devono valutare come si deve prima di agire, capito? Devono valutare l'azienda che ti assume, il titolare, cioè tutta un'altra procedura, carissimo amico mio, che vanno fatto delle verifiche. E io ti dico che, perciò ti ho detto più sì che no, c'è buona possibilità. Va benissimo. Ok? La ringrazio, maestro. Auguroni. Grazie, ciao. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Allora maestro, le volevo fare i complimenti perché io inizio giugno ho chiamato per quanto riguarda mio figlio sul lavoro e tutto quello che lei mi ha detto io lo confermo. Grazie. Le volevo fare questo complimento perché veramente oggi è la giornata dei complimenti, grazie. No, è perché c'è da dare a Cesare quello che Cesare. Grazie. Maestro, volevo sapere qualcosa sul lavoro, per me, se è possibile. Sì, se trovi lavoro? Sì. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? Sono del cancro a 45 anni. Allora, scegli 1, 2, 3. 2. Perfetto. Un attimo. Ci sta un conoscente o addirittura un parente che ti deve dare un aiuto per quanto riguarda il lavoro e ci sarà con garanzia. Sì, una conferma deve avere sì, e arriverà perché vedo la carta del successo lavorativo, quindi ci sarà questa gioia. Va bene, la Okay. ringrazio tanto. Di niente. Buonasera. Buonasera. Allora, amici, tutti insieme, tap 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 sul monitor, facciamo crescere il like almeno a 10.000, passatevi la mano per la coscienza se ce l'avete ancora. Pronto? Buonasera. Volevo sapere se ci sarà un ritorno di un ragazzo. Quando è andato via? Ieri pomeriggio alle 5 mi ho bloccata. Allora, mi dai gli anni, segno? Sì, quello mio è Alessia, 28 Sagittario, quello suo è 41 Gemelli. Sagittario tu, Gemelli lui? Gemelli lui, sì, io Sagittario, 28 anni, più 41. Segni un po' strani tutti e due. 1, 2, 3. Devi toglierti il vizio di avere sempre tu ragione. Il gemello a chi vuole sempre aver ragione l'allontane. Ah, lo sai.
Un attimo solo. Poverello, l'hai messo in croce come Gesù Cristo. Allora, il discorso è che ci sono state troppe discussioni tra di voi, dovuto al tuo carattere, che tu non ti rendi conto che chiunque ha a che fare con te prima o poi si allontana. Perché? Perché? Te l'ho detto prima. Punto 1, vuoi sempre avere ragione tu. Punto 2, stai sempre a richiamare, sempre pronta lì a richiamare se uno fa qualcosa di diverso di quello che tu vorresti che facesse. Quindi che succede? Che questa persona, dagli oggi, dai domani, dai dopodomani, l'hai fatto proprio innervosire così tanto che ha detto: io di donne, se so tutto così, non ne voglio proprio sapere più. Quindi le carte un ritorno non me lo danno, al momento non me lo danno. Quindi io ti direi di metterti da parte. Se sono rose fioriranno, ma se ti metti lì a punzicchiare e a darlo fastidio, lo perderai definitivamente. Ok, infatti lo sto cercando, va bene, ministro Creo. La ringrazio, seguirò il suo consiglio. Arrivederci. Pronto? Pronto, Mastro Cleo? Sì. Mi sente? Sì, pronto. Buongiorno, cioè buon pomeriggio. Prego. Niente, sono Teresa della Vergine, 47 anni. Volevo sapere, siccome che l'altro giorno mi avete detto che dovevo avere una chiamata di lavoro, ieri sera ho fatto il colloquio con un bar, che io sono barista in un bar, che dice che mi chiamerà per fare la prova, non so. Vediamo. Sì, grazie. Quindi la chiamata c'è stata. Sì, bravo, sì. Allora, scegli 1, 2 o 3? Facciamo 2. Allora, ti chiameranno, auguri, occhio all'invidia, perché il tuo carattere, la tua persona attira cattiveria, attira invidia. Ah, mannaggia. Però mi chiamerà, dici? Sì.
Ma presto, non so. Perché lei mi ha detto lunedì ti faccio sapere, perché sta provando un'altra, capito? Ti ho detto verrai chiamata, le carte vi danno sì. Grazie assai, maestro Teo. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Pronto? Pronto, sono Maria, vorrei fare una domanda. Prego. Vorrei chiedere, Boris, le sere della data di nascita? No, mi serve l'età e il segno zodiacale, grazie. Allora, Boris, 54 anni, Capricorno. Tu invece? Io Maria, 51 anni, Capricorno. Cosa vogliamo vedere? Vorrei vedere, io e lui abbiamo una storia per ora, diciamo, sessuale. Sì. Vorrei vedere se la nostra storia diventa una storia d'amore. Perfetto. Più lui se si apre nei miei confronti, se mi cercherà di più, non so come porre la domanda. No, ho capito tutto. 1, 2, 3? 2. Un attimo in linea, grazie. Grazie. Allora, questa è una storia che ha iniziato appunto solo materialmente, solo per sesso, ed è una convenienza che è stato bene a tutte e due, però poi è diventato un fatto di comodità, perché quando non ci sono alla base sentimenti o diversità di amore, che succede? Che diventa un discorso di comodità. Io ti chiamo quando ho voglia, tu mi chiami quando hai voglia, ma non si va oltre, perché diventa un fatto habitué che poi si dimentica dei sentimenti o si dimentica se effettivamente io ci tengo a te, se io sento qualcosa per te. Capito? Questo è lui, perché io Sì. per lui lo sento. Vabbè, questo no, io parlo di lui, questo l'abbiamo capito per te. Ah, ok. Però poi si va a stabilire un rapporto di, oltre alla comodità, a un rapporto che uno si abitua, capito? Quindi che succede? Che per cercare di incrementare questo cammino, io ti consiglierei di tirarti un po' indietro, di fermarti un attimo, okay, e di vedere lui dove va a parare, dove arriva col cervello. Io ti dico che se tu scompari per un attimo, ti metti un attimo da parte ed esci dalla schermata abitué, questa persona è come se tu gli mancassi. Capito? okay, Quindi okay. devi essere tu a saper costruire. Ok. Se volessi fare un consulto in privato con te... Devi prendere al numero che hai chiamato adesso, su WhatsApp mi mandi la richiesta, il costo è 30 euro e io ti mando gli estremi per pagare, va bene? Sì, perché vorrei fare un consulto più approfondito. Magari. Senz'altro. Ok, grazie.
Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, miei cari amici, so che un attimo in linea. Allora, io sì, un attimo, chiedo scusa. Allora, io dico sempre che dovete abituarvi alla professionalità della cartomanzia. La vera cartomanzia è questa qui. La vera cartomanzia è un cammino di missione, è una missione da portare avanti. Chiaro? Perciò non dovete fidarvi di chi vi tira le parole dalla bocca. Allora, a chi sta chiamando con WhatsApp, è inutile che chiami, non risponda alle chiamate WhatsApp, dovete telefonare col numero privato, col numero normale, ok? Se non ci avete nemmeno i minuti per chiamare, vi puzzate di fame, allora, beata bontà, chiamate con WhatsApp per non pagare, per non sprecare i minuti, quindi io non valgo niente, mandate a fanculo. Dimmi Gioia, pronto? Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, prego. Sono Sasha. Prego. Della bilancia. Niente, volevo chiederle, dato che ho incominciato a lavorare come magazziniere in Amazon, sì. Ho guardato questo mese che lo stipendio non mi è andato tanto bene, comunque non mi ha accontentato in base al lavoro che ho fatto. Mm-hmm. E allora volevo sapere se c'è la possibilità di cambio lavoro oppure di rimanere lì. Vediamo se avrai possibilità di cambiare lavoro. Perfetto. Sì, perché comunque ho inviato altri curriculum e non so. Allora, quanti anni hai detto che segno sei? Sono della bilancia, ho 19 anni. 1, 2, 3, scegli? 1. Un attimo. Allora, Gioia mia, tu fino alla fine di quest'anno devi, o volere o non vuoi, devi arrangiare così. L'anno nuovo, sì, l'anno nuovo invece vedo per te un bellissimo cammino lavorativo dove sarai molto valutata e dove veramente farai un bellissimo cammino. Perché andare avanti con stipendi minimi per lo so. delle notti e rovinarsi il corpo. Eppure dicono che con Amazon la gente dice che stanno bene, lavorano. Come ambiente si sta bene, forse i corrieri guadagnano di più. I corrieri, ecco, sì, perché... Sì, io con la notte compresa ho preso sui 700 euro un mese, quindi sembra un po' poco. È una vergogna, l'Italia è una vergogna. Esatto, più fai più vieni sottomesso. No, ma in Italia se vuoi fare soldi devi fare il politico. È bravissimo. Praticamente i nostri soldi ce li fregano loro. Per forza, questo si può fare, il resto è solo una vergogna. Esatto, quindi niente, devo aspettare Sì, l'anno nuovo, sì, auguroni. Grazie. Stammi bene, ciao. Ciao, grazie. Allora, io dico sempre che la magia, la cartomanzia, la mia cartomanzia è un lusso, non è per tutti. Quindi è per poche persone, perché io leggo le carte. Pronto? 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 Sì? Buonasera, maestro Cleo.
Buonasera. Allora, sono un Ariete 61 e volevo capire se mi sono allontanata da un'amica senza litigare e questa qua adesso mi sta mettendo zizzania tra amici che non ho capito, mi sta facendo litigare con tutti. Vorrei capire se la smetterà a questo punto. E tu perché ti sei allontanato da questa amica? No, ma non allontanato, siccome c'è l'estate, senza un motivo. Vediamo 1, 2, 3. 3. Abbassi il volume del telefonino, se no non riusciamo a comunicare. Va bene così? Sì. Allora, questa persona ci tiene alla tua persona, alla tua amicizia, e vedendo di raffreddare nei suoi confronti, cioè allontanare è quando uno si raffredda un po' nell'amicizia. Quindi, siccome ci tiene a te, senza lei la vede così, senza alcun motivo ti sei un po' allontanata, praticamente sta tirando un po' calci, ma a fin di bene, non a fin di male, capito? Quindi questa è la situazione. Quindi lei ci tiene a te, sei tu che ti sei comportato nel modo. Allora, il discorso sai qual è? Non è giusto abituare a una persona, delle persone in un modo e poi gli togli le abitudini e vai avanti con altri sistemi. Non va bene, no, non va bene. Mi scusi, forse non sono stata anche un po' chiara. Questa qua, sinceramente, ho visto un po' molta gelosia nei miei confronti, anche nei gesti che lei faceva, quindi mi sono allontanata un po' anche per questo, perché era ingiusto verso di me, perché questa persona anche è sposata, quindi ho visto dei movimenti che per me erano sbagliati, essendo che io sono una persona corretta, per me non andavano fatti. E quindi già il giudizio ma le cose si affrontano, gioia mia. E che cosa vuoi affrontare? Delle persone che, diciamo... Prima di allontanarsi, le persone si affrontano di dire: senti, a me sta cosa mi dà fastidio, oppure quello che dici non mi garba. Sono delle cose che vanno chiarite, non è che la persona la si lascia così senza un motivo, senza una motivazione. Sì, ma la cosa che adesso lei sta causando è che mi sta mettendo tutte le amiche contro, infatti sta parlando molto male di me. Ma lo fa con quel proposito proprio perché ci sta male che tu l'hai lasciata in bianco così, capito? Okay. Quindi perciò ti ho detto a fin di bene ma non a fin di male. Ok, la ringrazio, buonasera. Arrivederci. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, maestro Cleo. Buon pomeriggio. Senta, ho 36 anni e sono del segno della Vergine. Sì? Volevo farle una domanda. Siccome io sto da un anno con un ragazzo, diciamo siamo fidanzati così,
però vorrei fare le cose come si deve, mi vorrei fidanzare ufficialmente in casa, vorrei che lui viene in casa, però questo momentaneamente ancora non è possibile, perché mio padre non è a favore di questa relazione, perché solo perché lui è un ragazzo divorziato e ha 3 figli. Secondo lei come andrà a finire? Se ne farà una ragione con l'andare del tempo? Quindi praticamente tu ti fidanzerai con lui e con i suoi 3 figli? No, i figli ce l'ha la moglie. Ah, ce l'ho, questo volevo capire. Vediamo cosa succede. Lui vive da solo. Quanti anni c'ha lui? Che segno è? Lui è della Vergine e ha 48 anni. Tu invece? Io 36, 36, sono della Vergine. Tutte e 2 Vergine. 1, 2, 3. Un attimo. Allora, un genitore, un padre, un papà vuole sempre il bene per i figli. Quindi papà che non vuole per questo rapporto, semplicemente perché viene da un'altra epoca e quindi sta cosa la vede più non tanto positiva. Sì, ti leggo Giulia. Quindi cosa succede? Che io non vedo facilmente che papà ti possa dare l'ok, perché c'ha un suo modo di pensare e nessuno glielo toglie. Quindi devi bene valutare. Che dirti? Sì, ho capito. Quindi per il momento ancora non. No, perché papà, ripeto, vuole il bene per te, non il male. Però c'ha le sue idee, è un suo modo di vedere le cose e non accetterà facilmente questa cosa, credimi. Ok? Va bene, la ringrazio. Buona serata. Allora, Raffaele ha finito. Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, Raffaele. La carissima Giulia dice: non mi leggi, maestro. Ti leggo, Gioia, ti leggo negli occhi e nella mente. Allora, le linee sono libere, chi desidera parlare con me lo può fare. Allora, vediamo un po' di messaggi qua. Grazie Sergio. Andiamo a rispondere. Pronto?
pronto, sono sana, ci eravamo già sentite anche in privato. Prego. Volevo sapere qualcosa sulla mia salute perché sono 4 giorni che non sto bene, malattia di stomaco e tutto quanto. Non sono un medico io. No, però più o meno Gioia mia, da me vi dovete rivolgere solo se il medico non vi trova niente e vi dice che non avete niente. No, mi ha dato la cura. E allora fatti la cura perché c'hai qualche problema da risolvere. Io non posso assumermi nessuna responsabilità di dare una diagnosi. Mi dispiace. Niente, prego. Ok, grazie. Ciao Grazie. bella, ciao. Perché non sono un medico, ragazze, mi dovete scusare purtroppo. Pronto? Sì? Sì, mi chiamo Daniela, volevo chiedere qualcosa sull'amore. Sì. Sono single e da diverso tempo, da molto tempo, ho sofferto in precedenza per una relazione e volevo sapere se trovavo qualcuno Sì. per una relazione. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei, ripeti? 42 anni oggi e segno della Vergine. Auguri. 1, 2, 3? 2. Il 2. Allora, miei cari amici, questa è l'ultima telefonata. Stop alle chiamate. Allora, incontrerai una persona speciale che ti darà amore. Sì. Ti dico di più, una persona che indossa un tipo di camice. Ok. Sì. E che non conosce ancora però. Nuova persona, ok. E Un camice, cioè, può essere anche un medico? Sì, come no, può essere anche un medico. Ed ti posso dire che passerai un bellissimo mese di dicembre. Ok? Dove lo conoscerò? Cercherà lui? No, succederà tutto casualmente. Va bene. Auguri. Grazie. Arrivederci. Ed era così l'ultima telefonata. Mettiamo il telefono fuori posto se ci riesco. Vediamo un po'. Telefono fuori posto, riuscito. Stop alle chiamate. Allora andiamo. Dice Francesco: maestro, lei può curare quelli matti, così potremmo avere un mondo con meno matti. Un mondo con meno matti. Lei ha una pazienza infinita. Carissimo Francesco, purtroppo la pazienza è saggezza e la saggezza viene acquisita col tempo nella vita e la si acquisisce per tanti problemi
che durante il corso della vita ti capitano, per le tante persone sbagliate che incontri sul tuo cammino. Poi arrivi alla mia età che ti metti con le spalle al muro e fai un po' un check-up, si dice così. Vai un po' indietro col tempo a valutare e a vedere chi effettivamente ti ha voluto bene, chi non ti ha voluto bene, chi ti ha preso per il culo, chi effettivamente era sincero, e comincia a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Allora comincia a essere più materialista, comincia a essere più deciso ed essere sempre più chiaro a parlare alle persone che hai davanti a te. Se hai davanti a te magari una bella donna che tu gli piaci, gli parli chiaro e dici: vabbè, io ti piaccio, tu mi piaci, vogliamo fare qualcosa, è finito là, stop. La chiarezza, il parlare chiaro è la cosa più bella che possa esserci al mondo. Questo è saggezza. Questo vuol dire saggezza e vuol dire non prendere per i fondelli chi ti sta davanti e cercare di non dare mai la tua vita, te l'ho detto anche nel passato, in mano a qualcuno che non merita, perché la tua vita ha un valore inestimabile, credimi. Bene, allora, detto questo, abbiamo risposto un po' prolungato all'amico Francesco Magro, detto Ciccio, il nostro amico Ciccio. Io saluto l'amico Raffaele Affinite, ciao Raffaele, saluto l'amica Giulia da Fragola, saluto a Rox Pirello, saluto a Sergio Zaccariello, insomma, io saluto un po' a tutti quelli che mi seguono da YouTube. Ed andiamo a salutare a tutti voi di TikTok, il mondo di TikTok. Un abbraccio, se avete bisogno di me mi potete contattare nel privato tramite WhatsApp per consulti in privato a come dico io, dove non ci sente nessuno, dove saremo solo io e te. Un abbraccio, alla prossima.